John Wilkes Booth è un uomo di successo, la vita con lui è stata molto generosa. Suo padre è un grande attore, lui stesso lo è, appartiene a una famiglia importante del Maryland, trapiantata dall'Inghilterra qualche decennio prima. È ricco, è bello, le cronache lo descrivono come l'uomo più attraente d'America, è anche un ottimo schermidore, in scena è un po' atleta e un po' attore, ha molte doti, però ha anche un demone che lo divora al suo interno, è il demone dell'odio riversato verso il presidente Lincoln nel nome di ideali tossici come il secessionismo e soprattutto lo schiavismo. L'attentato al teatro Ford di Washington ha due anime, per certi versi appare quasi improvvisato, non ci sono programmazioni nel dettaglio, con cura, per altri versi arriva da lontano. Da un anno John con i suoi complici pianifica o comunque tenta di rapire e poi uccidere Lincoln. Insomma, un'ossessione che gli appartiene, che gli resta dentro.